Eder. Mech. Pallister. Il caso Resinovic ha tantissimo materiale. Per chiudere un caso indiziario basterebbe molto meno. Ma abbiamo capito cosa c'è dentro. Nessuno può andare contro la logica. Se c'è qualcosa che, con evidenza, non torna, bisogna evidenziarlo e metterlo come un punto fermo, ripetendolo all'infinito. Non si può vincere Golia con la forza. Bene, lo vinciamo con 5 sassolini. La logica ha una forza incredibile. Non possono chiudere il caso con elementi indiziari evidenti che non hanno una risposta. Adesso bisogna mettere a fuoco gli elementi che con l'evidenza madornale non tornano, o che assolutamente richiedono una spiegazione. Chi di dovere deve dare risposte. Un elemento, secondo me probatorio, è l'orologio rosa. Chi ha mai parlato dell'orologio rosa agli investigatori? Come fanno a saperlo? Il marito non sa come era vestita quando è uscita di casa. Come fa a sapere dell'orologio rosa che, con sicurezza, stanno cercando? Se il marito non sa nulla, allora è il killer che ha mandato un messaggio agli investigatori. È logico. Chi dice dell'orologio rosa è il responsabile, chi riceve questa informazione è la talpa o la coperta? Ma Sebastiano accetta di dare una spiegazione di come gli inquirenti sapessero dell'orologio rosa, è un punto da non lasciar perdere. È una delle poche ammissioni che ha fatto. Bisogna formalizzare questi dati. Dice anche che gli inquirenti sono stati a casa sua. Alla domanda se gli avesse detto lui dell'orologio rosa risponde: molto probabilmente questo orologio rosa in casa non c'era. Forse gli avrò detto questo. E perché non avete fatto lo stesso con i vestiti? Tanto per capire come avrebbe potuto essere vestita Lily. L'albergatrice sapeva dell'orologio, e la foto sul polso è davvero al rovescio? Di certo mai mai mai. Ha cercato Liliana. Ha cercato di spingere le indagini. Ha cercato di fare un ragionamento a voce alta su cosa possa essere capitato, forse per timore di metterci dentro qualche elemento reale? Ipotesi frutto di fantasia. Lui sa che Liliana se ne vuole andare. Che la decisione è presa. Non lo può permettere per 1000 ragioni. L'ha picchiata in casa, è caduta. È andata in coma. Le mette subito il sacchetto in testa, con il cordino perché il sacchetto non si muova. L'asso non doveva stringere per soffocare, ma solo per tenere fermo il sacchetto, per evitare in tutti i modi le tracce di sangue. E poi anche i sacchi delle immondizie. Questo è il famoso imaging, dopotutto era sempre la sua Lily. La porta via senza nulla, così come sta. Non ci pensa a farla ritrovare, ma solo a farla sparire. L'ha nascosta sotto la chiesetta, dove c'è l'acquedotto, qui c'è freddo in abbondanza, no animali, forse anche l'acqua che macera il piede e la mano. Non era ancora morta, e quindi rinviene parzialmente, riflesso istintivo, anche se non del tutto cosciente, e tenta di stringersi la giacca, assumendo la posizione fetale. L'ipotermia provoca l'arresto cardiaco. Per farla ritrovare, basta, a. cambiarle i vestiti, al ritrovamento erano perfettamente puliti, come fosse uscita appena all'ora di casa, in modo da togliere le tracce di sangue. B. cambiare i sacchi della spazzatura, in modo che non abbiano nessuna traccia del luogo in cui era stata. Non le tocca il sacchetto della testa, onde evitare contaminazioni. Forse le mette anche le scarpe. Molto probabilmente non aveva le scarpe. Se avesse avuto le scarpe, la mano avrebbe dovuto essere macerata per il contatto con l'acqua, ma non il piede, perché sarebbe stato super protetto dalla scarpa pesante. Quindi la macerazione del piede è prova del fatto che il piede fosse senza scarpe. Il resto del corpo non è alterato perché giacca e sacchi lo proteggono. A questo punto bisognava anche metterle una borsetta, un orologio e 2 oggetti qualsiasi. No documenti, perché bisognava spingere l'opzione suicidio. La Lily che viene ritrovata viene confezionata a immagine della Lily della videocamera? Sarebbe davvero il colmo e lui fin dagli inizi può dimostrare una sicurezza enorme. Anormale, provocante, insopportabile.
vomitevole. Il ritrovamento è fatto in due momenti. Il primo momento, quando si va a confezionare il cadavere in modo che sia presentabile. E poi si torna per farlo riapparire al momento giusto. Lui sa che prima della Befana è il momento perfetto. Chi lavora in questo momento dell'anno? Nessuno controlla, no post mortem immediato. Se fosse vero che è stata picchiata in casa e il tutto fosse avvenuto là. Un po' di luminol sulla scena del delitto, ma forse sarebbe inutile perché sicuramente lui sa come eliminare definitivamente qualsiasi traccia di sangue. Chissà se Gabriella aveva fatto delle foto degli armadi dopo la sparizione di Lily. Sarebbe troppo bello se nelle sue foto ci fosse l'abbigliamento che Lily indossava al momento del ritrovamento, preso dall'armadio in un secondo momento. Ma presente al momento in cui Gabriella fa le foto. Gabriella dovrebbe spendere un po' di tempo su quelle foto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.